Una giornata di approfondimento dedicata al ruolo dell'economia sociale negli ecosistemi regionali nella transizione verde e digitale per lo sviluppo sostenibile dei territori. È quella promossa da Lega Coop FVG, dove si sono incontrati istituzioni, mondo accademico, cooperative ed esperienze internazionali chiamate a raccolta per il convegno Economia sociale negli ecosistemi regionali, il Twin Transition e sviluppo di comunità. L'appuntamento, promosso da Lega Coop Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del progetto Edit Pi in collaborazione con Diesis Network e Lega Coop Lombardia, inserito come evento nazionale di Lega Coop nel programma verso la Biennale dell'Economia Cooperativa 2026 per celebrare il 140° anniversario di Lega Coop. Siamo partiti dal piano europeo dell'economia sociale per dimostrare nei fatti che di fatto pratichiamo ogni giorno economia sociale. Abbiamo portato esperienze concrete che oggi verranno raccontate dalle comunità energetiche di cui siamo apripista nella nostra regione anche a livello nazionale, ma anche quelle che stanno nascendo come cooperative di comunità, che sono un'esperienza potente perché uniscono diverse anime, l'impresa cooperativa, l'associazionismo, le istituzioni che ne fanno parte. Ed è questo il tema. Di fatto questo dimostra che cooperare è un modello di sviluppo per il territorio e quindi cercare di riportare l'attenzione in un momento come questo sulla capacità di cooperare, di fare sistema è l'unico modo probabilmente di fronte anche a quello a cui stiamo assistendo oggi per cercare di marcare un punto di differenza e noi ci teniamo come Lega Coop a rivendicare l'esigenza, l'urgenza di cooperare insieme con tutti i soggetti che mirano alla pace, al dialogo e a uno sviluppo equo e giusto per i territori. Un convegno importante che Lega Coop Friuli Venezia Giulia ha voluto organizzare per riuscire a rappresentare quella che è la forza e l'opportunità che l'economia sociale e la cooperazione possono rappresentare per non solo rendere più competitivi i territori ma anche per essere un'opportunità di sviluppo per i territori. Oggi sono state rappresentate tante esperienze di economia sociale che hanno riattivato la comunità, messo al centro le persone, messo al centro un'economia sostenibile che produce un valore aggiunto che si riversa sulle comunità e sui territori e non va da altre parti del mondo. Pensiamo che anche questo sia un modo per rendere più competitivo il nostro paese e auspichiamo che anche in Friuli Venezia Giulia, come stiamo cercando di fare a livello nazionale, venga approvato un piano d'azione per l'economia sociale che promuova l'economia sociale ma soprattutto attivi quei rapporti tra enti locali e mondo della cooperazione e mondo dell'economia sociale per appunto sviluppare al meglio queste opportunità.